Il Comune è pronto a interrompere la discussione sulla cabinovia per approvare altre delibere pronte a passare come Tari, bilancio e l'acqua marina. Non si placano le polemiche sul CPR di Gradisca di Isonzo, spunta il video shock pubblicato sui social dalla rete No CPR che racconta di una presunta violenza su un detenuto. Arriva la risposta della questura di Gorizia che smentisce tutto. Ancora una maxi truffa ai danni di una donna anziana, bottino da 50.000 euro in gioielli d'oro, indaga la Polizia di Stato, l'episodio è avvenuto a Muggia. Una lunghissima coda di camion e macchine per gran parte della mattinata nell'ex grande viabilità triestina, un incidente al varco del porto ha mandato il traffico completamente in tilt. Iniziati gli esami di maturità con la prova di italiano, fra gli intervistati a Trieste sono state preferite le tracce su Borsellino e Il rispetto. E dopo 8 anni alla direzione del Parco e Castello di Miramare, Andreina Contessa deve lasciare e traccia un bilancio del suo operato. Ho realizzato ciò che mi ero prefissa. Trieste torna in Europa e parteciperà alla Basketball Champions League partendo direttamente dalla regular season. Dopo 23 anni i biancorossi partecipano a una competizione continentale. Buonasera telespettatori e bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. La discussione sulla cabinovia non ferma le delibere urgenti che sono pronte all'approvazione, variazione di bilancio, Tari, acqua marina, ma non solo. L'amministrazione comunale ha trovato il modo per superare l'impasse. Abbiamo già allo studio una serie di alternative per sbloccare queste delibere e dare alla città di Trieste quello che sempre si merita: governo. L'amministrazione comunale ha trovato la soluzione per superare l'impasse e garantire il raggiungimento di determinati risultati. C'è una serie di delibere che rimarrebbe bloccata a causa dello stallo sulla discussione della variante della cabinovia, dalla variazione di bilancio alla tassa sui rifiuti, ma non solo, novità anche sul fronte acqua marina. Quindi la cabinovia, l'iter si può stoppare proprio per avanzare con le delibere urgenti. Succede che ci sono una serie di delibere molto importanti che vanno dalla tassa rifiuti, che porta con la proposta che abbiamo, portano a una riduzione, seppur piccola e lieve, per le famiglie. Abbiamo una variazione di bilancio da 36 milioni di euro da portare avanti per gli investimenti per la città. Abbiamo la delibera dell'acqua marina che è pronta per passare, ne ho citate solo alcune. Ecco, ci sono una serie di documenti molto importanti che l'opposizione, nella sua visione, soprattutto della terza di Russo, quella di bloccare tutto perché così si vincono le elezioni, pensa di prendere in ostaggio la maggioranza, ma soprattutto di prendere in ostaggio la città di Trieste, e non ci riusciranno. Infine, stando sul dato politico, l'assessore Bertoli sottolinea ancora una volta l'atteggiamento dell'opposizione, a suo dire irresponsabile. Non è cambiato assolutamente niente, nel senso che lentamente le opposizioni vengono esaminate e votate, così come vuole il regolamento. Non è cambiato assolutamente nulla nell'atteggiamento di una opposizione assolutamente irresponsabile, perché parlare per ore e ore e ore, per 30-40 ore, ripetendo gli stessi interventi e gli stessi concetti, non è sintomo di intelligenza, ma semplicemente di una opposizione che vuole bloccare con la sua arroganza la città. A livello nazionale abbiamo visto il PD appiattito, PD e Lischlein appiattito sui 5 Stelle e Conte, e i risultati si sono visti. A Trieste, ed è strano davvero, il Partito Democratico è appiattito sugli ordini, sulle posizioni del comandante La Terza. Sul fronte dei contrari alla cabinovia abbiamo raccolto le dichiarazioni di un residente che rischia di vedersi espropriare parte dei terreni per la costruzione dell'opera. Laura Buccarella. La prima osservazione è geologica, perché il monte dove vogliono disboscare e piantare tutti questi piloni sta andando giù, lentamente sta andando giù. Il signor Enrico Pogorels è stato il più citato nella prima seduta del Consiglio Comunale dedicata alla variante sulla cabinovia. La sua casa, un altro fabbricato e un terreno boschivo di sua proprietà si trovano in prossimità del tracciato dell'impianto a fune Mare Carso, pertanto il suo nome figura nella lista dei residenti a rischio di esproprio. In vista del dibattito, in qualità di proprietario, ha presentato alcune osservazioni su ostacoli di carattere geologico di quei terreni e sulle inevitabili ripercussioni economiche per le sue proprietà. Addirittura c'è una cava dove
sul colmo dovrebbe andare un pilone che sta crollando nonostante i lavori che stanno facendo per metterla in sicurezza. Cioè tagliato un bosco per, loro dicono 20 metri in orizzontale, ma in obliquo 20 metri diventano 40. E la seconda osservazione è la completa perdita di valore e di vendibilità dei beni che sono stati accumulati per generazioni. Io stesso mi sono impegnato con dei mutui per comprarmi una casa, cioè sono tutte in questo momento invendibili, quindi ho un capitale invendibile, una casa dove l'Eurovia mi passa dietro 24 metri e ho una casa dove un pilone, non sono espropriato, ma un pilone è a 13 metri dalla camera da letto, e avere un pilone che lavora 20 ore al giorno e la casa è assolutamente invendibile e inaffittabile. Quindi questo è un danno economico che il Comune non ha nemmeno considerato e che continua con arroganza a non considerare. E poi mi piacerebbe sapere dal Comune i soldi che hanno speso, da dove sono arrivati. Non si placano le polemiche sul CPR di Gradisca di Isonzo. Spunta il video shock pubblicato sui social dalla rete No CPR, che racconta di una presunta violenza degli agenti in tenuta antisommossa ai danni di un detenuto. Vediamo il servizio. Oh no! Un uomo seminudo che corre fra le celle, poi, raggiunto da agenti in tenuta antisommossa, viene accerchiato e portato in un'altra stanza. Lo stesso uomo, in un secondo video, che scegliamo di oscurare, appare esanime, grondante di sangue. A pubblicare il video shock del presunto pestaggio è stata la rete No CPR. Da mesi all'interno della struttura di Gradisca di Isonzo vanno in scena proteste a causa delle condizioni di vita. Diversi gli episodi in cui i detenuti hanno cercato di fuggire dal centro. Queste immagini invece si riferiscono alla notte fra il 5 e il 6 giugno e alcune proteste fra i detenuti si sarebbero innescate anche a causa di un sospetto focolaio di scabbia. Gli attivisti della rete No CPR affermano di ricevere in continuazione segnalazioni di vario tipo, dal rischio di malattia alla sporcizia nelle celle, ma anche episodi violenti. La struttura è da tempo ormai al centro delle polemiche, con attivisti e alcune parti politiche che ne chiedono la chiusura. Dopo la pubblicazione di questo video, in qualche modo trapelato dal centro, ecco che si riaccendono le polemiche sulla funzione del CPR e sulle condizioni di vita al suo interno. E attenzione, perché arriva la risposta della questura di Gorizia proprio a questo video shock, arrivata davvero pochi minuti fa. Nel CPR di Gradisca di Isonzo non c'è stato alcun pestaggio, recita la nota della questura di Gorizia. La sera del 5 giugno, durante una rivolta con incendi appiccati dagli ospiti della cosiddetta zona blu, il personale della Polizia di Stato, col supporto della Guardia di Finanza, è intervenuto per ripristinare l'ordine e garantire la sicurezza del personale dell'ente gestore impegnato nello spegnimento dei roghi, si legge nella ricostruzione ufficiale dell'accaduto. Gli operatori sono stati oggetto di lanci di bottiglie, frutta e altre suppellettili e hanno dovuto fronteggiare azioni coordinate di disturbo. In questa fase gli ospiti sono stati fatti rientrare nelle rispettive camere, come documentato da un video che mostra un soggetto a torso nudo accompagnato nella propria stanza. Tale momento è distinto da un secondo episodio in cui lo stesso ospite appare disteso a terra e bagnato, come risulta da altri video e fotogrammi. Prosegue il resoconto della questura isontina. Circa un'ora dopo lo stesso straniero si è fatto medicare presso l'infermeria del CPR. Secondo quanto da lui riferito e registrato negli atti, la ferita riportata, una lesione superficiale di 2 cm al capo, è stata causata da una caduta accidentale. È stato medicato in infermeria senza necessità di ulteriori cure. L'ente gestore segnala che il soggetto è già stato protagonista di episodi con dinamiche compatibili con atti autolesionistici a fini strumentali. Un altro video del 6 giugno mostra una messa in scena enfatizzata con effetti visivi e simulazione di svenimento, sottolinea la questura. Dunque non c'è stato alcun pestaggio all'interno della struttura e infatti non ne esiste alcuna prova documentale. Peraltro gli ospiti del CPR hanno la possibilità di possedere telefonini e quindi avrebbero potuto facilmente riprendere qualsiasi ipotetico abuso.
L'intervento si è svolto nel rispetto delle procedure per garantire l'incolumità degli ospiti e la sicurezza della struttura. Nei confronti di coloro che hanno accusato i rappresentanti delle forze dell'ordine di aver proceduto a un pestaggio, gli uffici della Questura si riservano di procedere nelle sedi competenti. Quindi completamente ribaltata la narrazione secondo quanto riferito dalla Questura con questo comunicato a seguito della pubblicazione del video shock pubblicato dalla rete No CPR e naturalmente anche riprodotto dalla stampa. Siamo sempre sulla cronaca, colpo da 50.000 euro nell'ennesima truffa ai danni di un'anziana. È successo ieri mattina a Muggia, sull'episodio indaga la Polizia di Stato. Un'altra maxi truffa ai danni di un'anziana, questa volta il bottino è più che eccellente, 50.000 euro in gioielli d'oro. Non si placa il fenomeno che vede la provincia di Trieste nel mirino di bande di criminali che provengono da fuori regione, come già evidenziato dall'operazione dell'Arma dei Carabinieri denominata Fumo del Vesuvio. In questo caso a seguire le indagini è la Polizia di Stato, precisamente il commissariato di Muggia. L'episodio è avvenuto ieri mattina nella località Fontanelle. Sulle indagini vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso, un giovane di 30 anni vestito con maglietta bianca e pantaloni scuri si è presentato a casa della vittima designata per riscuotere quanto pattuito. L'uomo infatti, con la complicità di un centralinista, ha aggirato l'anziana con la scusa del falso incidente di un familiare. Per levarlo dai guai sarebbe stato necessario pagare una grossa somma di denaro che poi il trentenne sarebbe passato a riscuotere. E così è stato. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, ma il truffatore aveva già fatto perdere le proprie tracce. Nel primo pomeriggio, alle 14 circa di oggi, la squadra dei pompieri di Muggia è intervenuta su una strada sterrata nel comune di San Dorligo della Valle per un principio di incendio di sterpaglie. I vigili del fuoco hanno immediatamente estinto le fiamme, evitandone la propagazione alla vegetazione carsica, limitando l'area bruciata ad una 60 di metri lungo la strada per una larghezza di circa 4 metri. Spente le fiamme, i pompieri hanno provveduto alla bonifica dell'area bruciata. Intervento praticamente in contemporanea della stessa tipologia per le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che, sempre alle 14, sono intervenuti sul raccordo autostradale nel territorio comunale di Duino Urisina per un altro principio di incendio di sterpaglie a bordo strada. Anche in questo caso la squadra ha spento il principio di incendio in pochi minuti. Il precoce allertamento dei soccorsi e il rapido intervento dei pompieri in tutti e due i casi hanno permesso di fatto di spegnere le fiamme prima che si propagassero alla vegetazione carsica, evitando così il danno ambientale. Un maxi ingorgo sull'ex grande viabilità triestina, la superstrada, per un incidente in uscita ha creato non pochi problemi stamattina in zona soprattutto Svevo-Baiamonti, ma in definitiva lungo buona parte della superstrada, problemi poi anche in altre zone della città. Umberto Bosazzi. Mattinata di lavoro per chi si occupa di viabilità e traffico causa una serie di incidenti. Quello più significativo per le ripercussioni sul traffico si è verificato lungo la grande viabilità, contemporaneamente o quasi ad uno che in piazza Dalmazia ha visto coinvolto un auto articolato. Sulla superstrada l'incidente si è verificato in prossimità dell'uscita in viale Campielisi. ANAS ha dunque chiuso quel tratto della GVT ed istituito l'uscita obbligatoria in via Baiamonti Svevo, con il traffico riversatosi su via Svevo e le ripercussioni che si possono immaginare. La situazione è tornata alla normalità in meno di 90 minuti. A metà mattina la rampa di uscita era nuovamente utilizzabile, ma in zona Passeggio Sant'Andrea stamani si sono verificati altri rallentamenti causa uno scavo all'altezza della passerella. Il traffico è stato regolato da un semaforo, ma tale precauzione non è stata sufficiente. Vigili del fuoco anche impegnati anche ieri sera alle 22:30 sempre nei pressi del varco del porto di Trieste, nel punto franco nuovo di Trieste, per la messa in sicurezza del serbatoio del carburante di un tir che si è danneggiato a causa di una manovra errata. All'arrivo sul posto i pompieri sono riusciti a tamponare di fatto la perdita, smontare il serbatoio e poi utilizzare anche le speciali pompe per travasare in un contenitore idoneo il carburante, il gasolio che andava perdendosi. Le operazioni sono durate circa 2 ore sul posto. Per quanto di competenza, Polmare, Guardia di Finanza, personale di autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, porti di Trieste e Monfalcone. Condividere un progetto per favorire la domiciliazione dei pazienti affetti da demenza è lo scopo di un avviso di partecipazione rivolto al terzo settore pubblicato in questi giorni da Asugi.
Asugi, nell'ambito di una serie di programmi per far fronte ai problemi collegati alla gestione delle demenze, ha pubblicato un avviso destinato a quegli enti del terzo settore che desiderano essere inseriti in un elenco di soggetti riconosciuti per prendere parte alla coprogettazione di attività sperimentali di domiciliarità comunitaria a favore di persone non autosufficienti con diagnosi di demenza associata a disturbi comportamentali da assistere a domicilio, ma anche a favore di familiari e caregiver. L'avviso scadrà il 17 luglio. Entro questa data tutti gli enti del terzo settore che hanno titolo per manifestarsi devono chiedere, formalizzare la loro candidatura attraverso il form, il modello scaricabile dal sito aziendale, e chiedere di partecipare e quindi di essere preautorizzati in qualche maniera al tavolo di coprogettazione. Una volta accreditati, i soggetti potranno definire ed eventualmente realizzare una serie di interventi per valorizzare la possibilità per una persona affetta da quelle patologie di rimanere al proprio domicilio, per favorire la personalizzazione e la presa in carico, per valorizzare il ruolo dei familiari nel momento in cui diventano caregiver e integrare il loro rapporto e quello di assistenti e badanti nei processi di presa in carico, per rafforzare il tessuto di solidarietà fra enti del terzo settore in quest'ambito, per estendere lo strumento del budget di salute. Il tutto attraverso un sistema integrato di interventi domiciliari sociosanitari professionali sia di prossimità, sia sulla persona, sia nell'ambiente in cui la persona vive. Fondamentale all'interno di tutto ciò è la Regione Friuli Venezia Giulia. Ha introdotto già 3 anni fa questa sperimentazione di un modello di riconversione della cosiddetta retta sanitaria residenziale. C'è un'altra realtà che gioca un ruolo importante ed è il Comune di Trieste. Concorre alla progettualità e a finanziare attraverso il Fondo dell'Autonomia Possibile, la quota del Fondo per l'Autonomia Possibile, una parte, la componente sociale del progetto assistenziale. Quindi ogni progetto assistenziale che verrà affidato alla gestione insieme all'azienda sanitaria a favore della persona avrà una compartecipazione di quota sanitaria nella misura di 1.000 euro e una quota FAP che viene determinata in misura delle regole di accesso al Fondo Autonomia Possibile del cittadino. Importante, il cittadino dovrà compartecipare anch'esso nella misura non inferiore al 10%. A partire da domani fino a domenica 22 giugno è previsto un altro innalzamento e quindi un superamento della soglia di attenzione di ozono atmosferico nel territorio di Trieste dovuto alle condizioni meteo della settimana. Lo rende noto il Comune sulla base delle previsioni odierne di ARPA Friuli Venezia Giulia. Pertanto, avverte l'ente locale, si invita la cittadinanza e le fasce più sensibili della popolazione ad adottare le precauzioni idonee a limitare l'esposizione all'inquinante. I soggetti sensibili all'esposizione dell'ozono, ricorda la nota, sono bambini, anziani, chi svolge intensa attività fisica all'aperto come lavoratori e sportivi, sono particolarmente a rischio asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche. In generale, quando le concentrazioni superano i 120 microgrammi per metro cubo, è consigliabile ridurre le esposizioni all'ozono, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche della giornata o cercando di svolgere i lavori pesanti o le attività sportive al mattino o in serata. Anche una corretta alimentazione ricca di antiossidanti può contribuire, conclude la nota, a supportare meglio gli effetti dell'esposizione dell'ozono. Esami di maturità al via questa mattina con la prima prova scritta di italiano. Abbiamo sentito alcuni studenti e la dirigente scolastica dell'Istituto Sandrinelli Carli da Vinci. Prima prova quella di italiano per i 1465 studenti impegnati con l'esame di maturità qui a Trieste. Siamo andati a sentire quali delle 7 tracce proposte dal Ministero sono state scelte. Ma bene, in realtà pensavo tracce più difficili, ma erano comunque accettabili, ecco, con dei testi abbastanza lunghi da poter, orientarci un po' per fare il tema completo. Che cosa hai scelto? Ho scelto la traccia B2, che riguardava il rispetto ed era un testo di Riccardo Maccioni. C'era anche uno sui social, ma mi sembrava troppo banale per farlo e allora ho scelto quello sul rispetto. Ecco. Era indeciso tra la prima, che parlava di una poesia di Pasolini, sì, molto bella e molto attuale anche, e con il tema C1 che era di Borsellino, che alla fine ho scelto.
perché anche quello è molto attuale e va a riprendere un po' anche tutto il percorso di studi che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto moltissimi incontri con per esempio la scorta Falcone. La C, che era un tema sulla mafia. Quella su Borsellino, insomma. Cosa ti ha interessato in particolare di questa traccia? Sinceramente mi sembrava la più semplice, quindi per questo ho scelto quella. Ho scelto anch'io la C1, che era quella sulla mafia di Paolo Borsellino, e appunto perché mi sembrava la traccia più fattibile, anche perché siamo andati in teatro a vedere lo spettacolo ed era quella che mi ispirava di più. La proposta B2, che si trattava principalmente sul rispetto, cosa che secondo me al giorno d'oggi continua a mancare, e per questo l'ho scelta. Come ha visto i ragazzi di questi istituti? Poi la prova che forse preoccupa meno, ben domani si vedrà che cosa succede. Qui abbiamo tanti indirizzi, quindi ci può essere una prova di inglese, la seconda prova di inglese è comunque stabilita dal Ministero, abbiamo informatica, abbiamo economia aziendale e poi ci sono le prove dei professionali nuovo ordinamento che martedì hanno ricevuto i nuclei fondanti ed è una prova elaborata dai docenti, mentre il serale che ha il vecchio ordinamento avranno anche loro una prova centralizzata, cioè che arriva dal Ministero ed è su igiene. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con altri servizi e notizie. State con noi. Un convegno dedicato alle prospettive di sviluppo del museo. Andreina Contessa affida ad un momento di riflessione sul futuro il bilancio del suo impegno a Miramare, 8 anni che lasciano il segno. Non so se i triestini sono consapevoli che anch'io voglio bene a questa città e non mi fate parlare. Si commuove Andreina Contessa, la direttrice del museo e del parco di Miramare al suo ultimo giorno, affida ad un momento di studio il bilancio ma anche le prospettive di un luogo che in mano sua è rinato e che i triestini stanno nuovamente sentendo parte del proprio DNA, non solo culturale. C'è un grandissimo aumento dei visitatori, è aumentato anche il bilancio di Miramare, è quasi quintuplicato in questi anni, sono aumentate molto anche le entrate che vengono perché sono stati fatti dei buoni contratti anche di concessione e quindi è tutto in aumento, è tutto in miglioramento. Certo c'è ancora molto spazio per lavorare. Giova ricordare che Andreina Contessa prese in mano una realtà immobile e che quando iniziò a restaurare il parco, ad esempio, partì dalle zone meno frequentate, ma allora più bisognose di interventi. E giova ricordare che grazie al suo lavoro Miramare ha tessuto una rete di relazioni importantissime con altre realtà culturali, ma non solo, del territorio. Guardandosi indietro, il lavoro fatto è veramente enorme. Sono stati portati a casa tutti gli obiettivi che mi ero prefissa e anche di più. Grandi restauri, rimettere Miramare in un contesto culturale nazionale e internazionale, dargli quel ruolo culturale che da sempre io pensavo dovesse avere. Chissà che in ultima analisi non sia stato il modo di lavorare di Andreina Contessa, refrattario ad ogni ipotesi di fuga in avanti, ad aver colpito i triestini, quei triestini che oggi non vorrebbero lasciarla andare. Non ho fatto promesse che non potevo mantenere, ho sempre parlato delle cose una volta che le avevo quasi compiute o compiute. E penso che questo sia stato colto come un segno positivo di buona volontà, di determinazione, ma anche di una visione che sia larga, che sia lungimirante e che non sia puntata al risultato immediato. Ci sono dei progetti che ho cominciato che sono bellissimi, che si svilupperanno in futuro, come quello della banca dei semi, questi semi per il futuro che andrà avanti per generazioni e questa è una cosa che mi fa commuovere. Trieste torna in Europa e parteciperà al Basketball Champions League partendo direttamente dalla regular season. Dopo 23 anni quindi i biancorossi torneranno a partecipare a una competizione continentale. È ufficiale, la Pallacanestro Trieste partirà direttamente dalla regular season che prenderà il via il 7 ottobre nella prossima Basketball Champions League, evitato quindi il turno di qualificazione. La lista delle 29 squadre partecipanti al torneo è stata ufficializzata nelle scorse ore e il sorteggio dei gironi si svolgerà in Svizzera a Losanna mercoledì 2 luglio.
insieme alla Pallacanestro Trieste, che torna a disputare una competizione continentale dopo 23 anni, anche Trapani ammessa alla regular season. Questo storico risultato permetterà a Trieste di competere fin da subito nel tabellone principale della prestigiosa competizione, che vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutta Europa, tra cui ben 16 campioni nazionali. Questo storico ritorno in Europa, si legge nella nota della Pallacanestro Trieste sul proprio sito, è un successo di tutta la famiglia biancorossa, dalla proprietà alla dirigenza, dallo staff ai giocatori, passando dai nostri insostituibili sponsor e arrivando fino a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Il ritorno in Europa è un momento storico che vogliamo dedicare ai nostri incredibili tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerci, nemmeno nei momenti più difficili. Conclude così la nota. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi. E conclude così anche il nostro notiziario di Tele4. Vi ringrazio per averci seguito. Spazio all'approfondimento con il nostro direttore Luigi Bacciali dopo la pubblicità. Buon proseguimento.